Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme, vi presento subito il nostro graditissimo ospite, ben ritrovato Riccardo Capitanio, che è vicepresidente nazionale di Federmoda, presidente Federmoda Confcommercio Veneto a livello regionale, Federmoda Ascom Padova, tutto e di più praticamente. Buongiorno. Allora, avete capito, parliamo del settore molto importante e anche strategico della moda, non lo facciamo casualmente in questo periodo perché è un momento in cui si tirano un po' le somme e poi si apre alla tanto agognata per molte persone stagione dei saldi. Certo che dire saldi nel sud Italia e dirlo qua al nord è un po' diverso perché le stagioni, vero Presidente, sono andate un po' in modo strano, per cui ci troviamo nei saldi con un'estate che non è ancora incominciata e che non si ha neanche voglia poi di comprare roba leggera estiva, no? Esatto, diciamo che l'estate è iniziata il giorno dei saldi, quindi bene per il consumatore, perché il consumatore può trovare delle offerte e può trovare tanta merce, quindi diciamo che in questo momento è quasi più importante vendere, poi la redditività magari ne parleremo più avanti, però questa stagione è stata una stagione veramente difficile perché abbiamo avuto un aprile e un maggio, un giugno decisamente non autunnali però piovosi. Ma come sono andati con i consumi lo stesso in questi periodi intermedi? Le persone erano stimolate all'acquisto oppure tutto ha abbassato i toni? Allora, un po' tutto, noi arriviamo da un 2023 veramente pieno di cerimonie perché era la coda del Covid che ci abbiamo portato indietro. Il 2024 non avevamo più la coda del Covid, quindi le cerimonie sono andate più nello standard della vendita. E quindi abbiamo avuto un calo sicuramente nel mondo della cerimonia. Poi la gente oggi è abituata a guardare la televisione quando vuole, quando vuole, quindi on demand, certo. La gente compra anche la moda on demand, quindi quando ha bisogno della t-shirt la compra al bisogno, non più come prima che magari uno si faceva il guardaroba prima dell'inizio della stagione. Gli allettamenti quali sono? E quindi cos'è che suscita la voglia di acquisto? Perché allora dato per premesso che per lo più, salvo i bambini che crescono e salvo l'esigenza che può essere il matrimonio della situazione, però per lo più tutti hanno tutti i beni, ad arricchire, parliamo di vestiario, il proprio guardaroba, a seconda dei target, cos'è che spinge? E quindi anche per la vostra formazione, per poter crescere e stare al passo con le esigenze, che cosa riscontrate? Ecco, noi dobbiamo sicuramente stimolare l'acquisto, perché ormai qualsiasi acquisto viene stimolato. E quindi anche sicuramente il personale di vendita, le commesse, le store manager devono riuscire ad invogliare il cliente e far capire l'importanza di avere un capo, soprattutto di qualità. Se poi è made in Italy ancora meglio, ma ormai abbiamo un mondo talmente globalizzato che il made in è quasi passato in sordina, oppure tante volte non è veramente un made in fatto da artigiani. E quindi dobbiamo stimolare e far capire comunque l'importanza della qualità e l'importanza della filiera della moda. Ecco, queste stiamo vedendo delle immagini appunto di persone con i pacchetti d'acquisti, dopo parleremo anche dei saldi, come è stato questo inizio saldi. Quanto conta ancora la firma? E conta di più o di meno? Sembrava ci fosse stata una recrudescenza oppure no? Cosa vi risulta? Beh, diciamo che la firma dà l'indicazione alla moda, perché le grandi case danno le indicazioni, poi il resto viene copiato. Quindi i grandi stilisti danno l'indicazione, poi il resto si copia. Quindi è ancora comunque importante, è ancora importante. Anche se sta passando tra i giovani un tema importante che è la sostenibilità della filiera, l'ecologia, quindi dei temi che probabilmente la generazione passata non ha approfondito. Oggi il giovane guarda ancora come... Quindi fanno breccia più tra i giovani questi temi? Sì, sono temi importanti che se ne parla. Poi il giovane tante volte magari ordina 10 pacchetti su Amazon e ne rimanda indietro 9, quindi l'ecologia va a quel paese, però ci tiene a vedere come è stato prodotto il capo. E allora, come mai non si punta, però questo non dipende da voi naturalmente, perché voi fate altro che scegliere e poi riproporre in vendita, però potete stimolare con ricerca, innovazione, a materiali diversi, senza dubbio compatibili, ma anche di
più lunga durata, più versatili, che richiedono anche, a me veniva a fare un esempio e ci riflettevo, possibile che siamo ancora con la camicia in cotone da uomo che va lavata a tot gradi, quindi consuma energia, asciugata, consuma energia da lavatrice, stirata, consuma energia, e non si passa delle t-shirt che non occorre stirare, fanno un esempio, oppure camicie, quelle che sono quei tessuti straordinari, tecnici, leggeri, resistenti, che non occorre per esempio stirarli e quindi neanche asciugarli perché si asciugano in 5 minuti, che risparmieremo energia. Perché non c'è questa evoluzione? C'è questa evoluzione, in effetti la camicia, soprattutto ovviamente da uomo, che è un prodotto che viene consumato e viene lavato insomma, più spesso, c'è la camicia tecnica che è uno dei must have, direi, dell'armadio dell'uomo, un must have anche per, diciamo, purtroppo è più la donna che deve stirare. Esatto. Comunque ci sono i tessuti tecnici che stanno pian piano sostituendo purtroppo le fibre naturali del cotone. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi abbiamo un tessuto sintetico che è un tessuto tecnologico, un tessuto fatto rispettando le varie filiere, rispettando anche la natura, non sono più i poliestere o gli acetati che ci sono, che purtroppo importiamo ancora dalla Cina senza dazi doganali. Quindi abbiamo da una parte abbiamo dei tessuti sintetici che arrivano da una filiera non garantita, e dall'altra parte abbiamo dei tessuti tecnici prodotti in Italia. Infatti questa è un'altra cosa importante, quindi è la moda che potrebbe spingere verso certe scelte più consapevoli, Noi siamo obbligati comunque dalla Comunità Europea ad avere una filiera controllata. Avremmo anche un problema da risolvere legato ai capi, alla fine vita dei capi, che ci stiamo già lavorando. Infatti questo è un grossissimo problema. Ci stiamo già lavorando con diversi brand nell'abbigliamento da bambino, e ci stiamo lavorando anche con l'abbigliamento più adulto, quindi il riciclo della merce. Ricordiamo che quando andiamo a inserire i capi nel contenitore, a parte le varie Caritas che magari fanno la loro filiera, comunque un capo può essere riparato, venduto, ricondizionato, addirittura tagliato e fatto in bottitura. Quindi ha tante sfaccettature la parte dell'ecologia. L'invenduto, questa è una curiosità che ci hanno chiesto sia per il settore alimentare ma anche per il settore abbigliamento. L'invenduto dei negozi, che fine fa? Allora, l'invenduto e che correlazione c'è tra quelle cose che si trovano nei grandi mercati? Ci sono delle filiere, la filiera parte dall'arrivo in negozio con merci di stagione, con la promozione se la merce non piace, con i saldi di fine stagione se sta finendo la stagione, e poi o si ripresenta, se un articolo continuativo si ripresenta sottolineando che è della merce, però è sempre un prodotto nuovo, oppure per certi ambienti viene stoccato, quindi dato a dei grossi magazzini sia all'estero che in Italia. Quindi è possibile che questi grandi magazzini lecitamente abbiano dell'abbigliamento di buona qualità se è un invenduto anche di un negozio di un certo tipo. Ricordiamoci che se non è stato venduto in negozio è difficile anche venderlo in dei grossi magazzini, perché se non piace non piace, quindi tante volte va in filiera, alla fine va al macero perché si può sbagliare. Piace o non piace, quello che le chiedevo io all'inizio, siete voi che vi assumete la responsabilità della scelta, non c'è un'intelligenza artificiale che vi supporta ancora? Non c'è ancora. E qui c'è la tecnologia che deve entrare. Però la tecnologia oggi ci dà anche dei dati fondamentali del venduto e dell'invenduto, del colore che va di più, della taglia che va di meno, quindi noi è da anni che utilizziamo la tecnologia. Oggi l'intelligenza artificiale può ottimizzare gli acquisti. Ottimizzare gli acquisti vuol dire anche ottimizzare le risorse, quindi ottimizzare anche l'uso di materiali. Quindi noi la vediamo come qualcosa di positivo che può essere di supporto. Può essere supporto, sicuramente. Parlavamo appunto di saldi che si sono aperti, com'è stata l'apertura, secondo un po' in generale? Allora, intanto abbiamo avuto una buona giornata anche a livello meteorologico, una giornata che diciamo non era quasi da mare, però era da città. Io sono stato, come tutti i primi giorni di Saldi, vado sempre ovviamente in centro a Padova a fare la conferenza stampa e a vedere anche le borse, e in media abbiamo calcolato che
4 passeggiatori, su 4 passeggiatori uno aveva una borsetta in mano, quindi è stata una giornata abbastanza positiva, sicuramente meglio dell'anno scorso, anche se Padova ha i suoi problemi di viabilità, perché stiamo vivendo un momento un po' difficile, però diciamo che ha dato le soddisfazioni. Ecco, quanto i turisti condizionano questo? Quanto invece il fatto che adesso le vacanze vengono anche sparpagliate nell'arco del periodo, quindi si investe anche molto nel proprio tempo libero, nel benessere ed altro, anziché nell'acquisto, va a condizionare comunque i consumi, secondo lei? Sì, sicuramente non abbiamo più, infatti in 4 anni abbiamo perso quasi nel portafoglio, sì, nella spesa familiare quasi il 10% dell'abbigliamento l'abbiamo perso, ma perché? Perché a parte essere inseriti nel contesto delle case, quindi mutuo e bollette, l'inflazione spendono anche in ristorazione, in prodotti già pronti, quindi al supermercato spendono di più perché piace mangiare l'insalata già pronta, perché è più pratico, e quindi tutto questo va a erodere il portafoglio anche per la parte dell'abbigliamento. Quindi diciamo che il mondo è cambiato, il consumatore è cambiato e anche noi negozianti stiamo cercando di cambiare. Difficile, perché per tanti anni non abbiamo avuto un cambiamento così importante, oggi ce l'abbiamo. Ecco, per quei negozianti, so che il lunedì in modo particolare tanti ci seguono del settore, quando parliamo di cambiamento, ad alcuni vengono i fumi neri, e lo so perché ci scrivono, ad altri invece fanno delle considerazioni, facili a dirsi. Io riassumo un po' in sintesi quello che mi ricordo a memoria, ma poi voi, se volete, potete scriverci adesso. Ma difficile a farsi, come si fa a cambiare? Che cosa deve cambiare? Col fatto poi che è difficile anche trovare nuove leve, nuovi collaboratori, o che abbiano anche delle idee, perché chi lo fa quasi così di riserva provvisoriamente per poi proiettarsi in altre professioni. È questo un po' il nodo del problema. Allora, da soli è difficilissimo cambiare, cioè se un negoziante si mette da solo a cambiare potrebbe stancarsi dopo una giornata. È giusto lavorare in squadra. Noi abbiamo un bel gruppo come associazione di categoria, come Confcommercio Padova, Confcommercio Veneto e Confcommercio Nazionale. Cerchiamo di radunare un po' tutti, e ovviamente il mio settore come Federazione Moda Italia, sul fashion retail, quindi sui negozianti, cercare di prendere il cambiamento assieme e di non tenere nessuno isolato. Quindi oggi è il momento di far squadra, è il momento di studiare assieme e di vedere le scelte da fare nel futuro. Comunque l'importante è quello, il consiglio che ormai da tutti i miei colleghi: troviamoci, restiamo uniti e cerchiamo di affrontare il cambiamento assieme, perché assieme si fa strada. Ma qual è il cambiamento importante da fare? Magari può essere individuato per dare anche un po' una chiave di lettura della situazione a chi ci ascolta. La parte più semplice a dire e difficile da farsi è l'omnicanalità, quindi vedere ovviamente il percorso di acquisto di tutti i clienti inizia da un cellulare. Il cellulare, quando uno è interessato a qualcosa, la prima cosa che fa, prende il motore di ricerca e lo cerca, e quello è l'inizio del percorso di acquisto, che poi vada finalizzato nel percorso d'acquisto nel negozio. È la bravura del commerciante e l'attrattività del negozio stesso, però inizia sempre un cellulare, quindi esserci online è importante, non tanto per vendere, ma per iniziare il processo di acquisto. Perché una volta che ti entra una persona, teoricamente ci sono questi grandi gruppi che hanno un marketing molto spinto, dovrebbe uscire con un sacchetto. Sì. Quindi con un acquisto, questa sarebbe la teoria, no? Esatto, diciamo che c'è uno studio proprio che il cliente che è abituato a fare l'omnicanalità, quindi guardare online, comprare negli store, compra il doppio rispetto agli altri. Compra il doppio? Compra il doppio. Come mai? Perché va più spesso in negozio. E quindi riesce, ma perché forse ha degli allettamenti anche più forti, cioè forse è più stimolato, forse è anche più legato, quindi magari non è che compra il doppio del paniere, compra il doppio in quel negozio, magari non compra più negli altri. Ecco, questo dovrebbe essere già una pulce all'orecchio a chi ci ascolta, una cosa molto buona. Allora andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco.